Terza giornata della settimana dedicata alla legalità organizzata dall'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello. Come è organizzata la giornata di oggi? La giornata di oggi è organizzata con una manifestazione, nel pieno di una guerra che sta segnando atrocemente la storia dell'umanità e anche in ricorrenza dei 30 anni dalla strage di Capaci e di Via D'Amelio. La nostra scuola ha ritenuto di dare il proprio contributo organizzando questa manifestazione di piazza. C'è stato prima un corteo e adesso siamo radunati qui davanti la torre di Carlo V per far sentire la nostra vicinanza alle vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere, essendosi appena conclusa la giornata appunto dedicata alla memoria e all'impegno. La nostra scuola quindi è qui per far sentire la vicinanza a tutte le vittime, per dar voce a tutti coloro che voce non hanno, per far sentire che essa oggi e sempre sarà una palestra di democrazia e di giustizia. Oggi è una scuola ucraina. Oggi è una scuola che ricorda le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo, tutte le persone che hanno subito dei soprusi, delle persone che hanno perso la propria vita in nome di un ideale che è quello appunto della giustizia e della legalità. Gli alunni stanno rispondendo con entusiasmo alle varie iniziative organizzate in questi giorni? Gli alunni stanno rispondendo con entusiasmo, ma anche i docenti devo dire, perché ci sarà un breve recital interpretato da alcuni docenti e dalla stessa dirigente. Anche io mi sono prestata all'interpretazione di un piccolo testo proprio in ricordo della scorta. Non dimentichiamo che le vittime innocenti, oltre a Falcone e Borsellino, emblematicamente rappresentano, come sappiamo, questo tripudio dato alla giustizia con le loro vite, ma anche tutte le persone che accanto a loro e non solo accanto a loro, accanto a tanti giudici, carabinieri o anche persone innocenti. Oggi per esempio ci sarà la testimonianza della dottoressa Gebbia che ricorderà il fratello tragicamente colpito per errore da un proiettile, e quindi noi oggi siamo qua per loro con grande determinazione. I ragazzi stanno rispondendo entrando pienamente nel cuore di questo messaggio di pace e di giustizia. La lotta alle mafie è un tema sempre attuale e che ha visto in questi giorni anche la partecipazione delle nuove generazioni. L'amministrazione comunale si ritiene soddisfatta del risultato ottenuto? Assolutamente sì, io voglio ringraziare la nostra dirigente scolastica, la preside Gangarossa, per questa bellissima organizzazione, una settimana di eventi e incontri che hanno permesso ai nostri ragazzi di entrare effettivamente dentro il vivo del tema. Oggi questa marcia è stata molto sentita anche dai bimbi più piccoli che hanno partecipato in silenzio e in modo molto composto. Dobbiamo puntare alla legalità e bisogna partire proprio dalla scuola per le nuove generazioni, perché questi saranno i cittadini di domani. Bisogna formarli al rispetto, alla pace e soprattutto alla responsabilità. Quando crede sia importante sensibilizzare i giovani fin da piccoli a temi come la legalità e il contrasto ad ogni forma di criminalità? È molto importante sensibilizzare le nuove generazioni ad avere soprattutto rispetto della propria vita, visto che in questi anni, diciamo, il valore principale, quello della famiglia, si stia sgretolando, e quindi è giusto educare questi ragazzi alla legalità. In 35 anni di attività che lei ha svolto nelle scuole, come ha notato che è cambiata la percezione dei giovani nei confronti dei temi come la legalità e la lotta ad ogni forma di criminalità e alle mafie? Adesso si ha il coraggio di alzare la testa e dire no. Ho notato questo. Prima c'era uno stato omertoso, adesso i ragazzi reagiscono.